Amici bellini, questo è un video che serve per esorcizzare, perché ha portato bene quando ho fatto quello di Zielinski verso l'Arabia, che i miei grafici hanno fatto quella bellissima grafica e ho chiesto di proprio fate una bellissima grafica con Osimhen vestito da arabo in modo tale che non va. Cominciamo! Allora, perché poi non è solamente Osi, oggi si parla di parecchi nomi, stanno uscendo uno dietro all'altro, insomma c'è Osimhen, c'è Tete o Tete, vediamo un pochino come lo vogliamo chiamare, il ritorno di Senesi, questa la spieghiamo bene, quest'idea Castrovilli, insomma ci sono tantissimi nomi e mentre registro questo video ne usciranno degli altri, quindi benvenuto il Mastino 81, benvenuto al Mastino e lasciate i like se state cominciando anche voi a fremere per l'annuncio che deve arrivare domani. Cioè, è domani che deve arrivare un annuncio, perché il Napoli si ritrova a Castel di Sangro, chissà se ci sarà presentazione, insomma tra domani e dopodomani ragazzi dobbiamo aspettarci il colpo in difesa o almeno l'annuncio che Osimhen è rinnovato. Andiamo a parlarne con calma, perché poi ritorna questa storia di Senesi e la voglio fare un collegamento con un anno fa e 2 anni fa e 3 anni fa, è qualcosa che torna sempre. Con un Amrabat tattico ci andiamo a spostare, togliamo l'analisi tattica che non c'è niente di tattico da analizzare, o meglio c'è sempre qualcosa di tattico da analizzare quando si parla poi di giocatori, di caratteristiche dei giocatori, ma andiamo nello specifico. Immagino che la situazione di Osimhen è quella che vi interessi di più, però rimanete fino alla fine perché vi devo postare degli stralci di video di 2-3 anni fa per vedere anche come è cambiato il canale, che è una cosa bellissima. Seguitemi con attenzione. Allora, io mi sono svegliato con questa doppia notizia che praticamente si è rincorsa nel giro di qualche ora, visto che ci fanno sapere che Mbappé non ha alcuna intenzione di accettare le offerte dell'Arabia Saudita. È automatico, anzi sono sorpreso che non sia uscita prima questa cosa, che la è una delle 4 bla 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 grandi storiche del campionato, punta a vincere la Champions asiatica, la campagna acquisti fin qui è stata sontuosa, sono arrivati un difensore, Koulibaly, 2 centrocampisti, Links, Verratti, manca un grande Bob, Mbappé batte un colpo, era il sogno, ma ora nel mirino c'è Victor Osimhen, bisogna capire adesso se il Napoli e Osimhen resisteranno alle tentazioni arabe, e io vi dico subito che secondo me resisteranno, se queste tentazioni arabe sono effettivamente vere, perché c'è chi parla insomma di valore 140, l'offerta 100, la richiesta 170, ne offrono 160, offrono addirittura il 200 di cui ha parlato ADL, dove ADL a quel punto si siede a parlare, anzi non si siede a parlare, firma e basta, accetta il 200 e va avanti, però c'è la volontà di Osimhen che è ancora sotto contratto, allora la volontà di Osimhen avrà un peso, e contemporaneamente mentre escono queste notizie qua ne esce un'altra che è questa, Area Napoli, citiamo sempre le fonti così si prendono anche le loro responsabilità. Osimhen ha rinnovato con il Napoli, sforzo di De Laurentiis, clausola da 170 milioni e ingaggio altissimo. I dettagli. Di conseguenza l'una esclude l'altra. E De Laurentiis ha detto una cosa molto giusta: non vi fidate dei media, noi siamo qui non a dare notizie ma a commentarle le notizie e a valutarle unendo i puntini per cercare di capire se sono logiche, e qua mi rifaccio all'idea Castrovilli che sarebbe uscita in questi giorni, se ne parla spesso di Castrovilli, potrebbe essere un pallino di De Laurentiis, ma se Garcia ha chiesto un centrocampista di fisico andiamo a capire se è Castrovilli l'uomo giusto, andiamo nei dettagli. Eccoli qua, i dettagli del nuovo contratto. L'accordo prevede un prolungamento contrattuale per altri 2 anni, fino al 2027, rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2025. Le cifre sono molto alte. Il calciatore guadagnerà uno stipendio da 8 milioni di euro più bonus annui e si attesterà come il più pagato dell'intera rosa dell'SSC Napoli. Lo sforzo del patrone è stato immane, ha respinto le voci e ha legato a sé l'attaccante più forte del campionato per la gioia dei tifosi e di Luis Garcia. Non usano nemmeno
meno il condizionale sembrerebbe che quasi va. La novità assoluta però è la clausola rescissoria altissima. Si diceva che il patrono non volesse inserire il nuovo contratto, ma non sarà affatto così. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Area Napoli, ammonterà a 170 milioni di euro e sarà esercitabile solo nel mese di luglio 2024, proprio come è accaduto con il coreano Kim Min-jae, passato al Bayern di Monaco. Tutto fatto dunque. Osimhen resterà al Napoli e si appresta a firmare il rinnovo fino al 2027. I tifosi azzurri possono dormire sonni tranquilli. De Laurentiis ci ha preso gusto e vuole continuare a trionfare. Ora, questo ovviamente è anche il modo in cui si descrive la narrativa. Questi sono i giorni in cui il Napoli, la nuova era, coinvolge anche chi dovrà raccontare le gesta del Napoli. Sappiamo che non sarà più Radio Kiss Kiss la radio ufficiale, si parla di Radio CRC, e quindi noi che uniamo i puntini sappiamo che ovviamente una nuova già sto sentendo Radio Kiss Kiss un po' più critica nei confronti del Napoli. Potete unire i puntini e capire come funziona questo mondo, e vediamo se poi Radio CRC invece farà un tipo di narrativa diversa, un po' più filosocietaria, se anche tutti gli altri blog intorno, perché vogliono prendere un pochino più di spazio. Ragazzi, lo sappiamo che funziona così e non sono nemmeno biasimabili. L'importante è, mentre uno, se sei 50-50 e pendi al 51 a favore del Napoli, mi va bene. Se poi invece ti inventi le cose e pendi al 90 anche quando succedono cose non positive, lì è peccato, perché non si fa informazione. Però noi dormiamo sonni tranquilli. Io anche la thumbnail del video serve a questo, a esorcizzare le voci arabiche non hanno convinto Zielinski, e le voci arabiche non convinceranno Osimhen. Leggiamo anche di un Osimhen che probabilmente, vediamo se la trovo questa cosa, perché fa ridere. Eccola qua, vedi? Nel frattempo però è saltato fuori un indizio molto interessante circa la sua possibile permanenza in azzurro. Come ha riportato il Roma, infatti l'attaccante nigeriano avrebbe contattato Ciro Ferrara per la sua casa che dà sul Golfo di Napoli, un indizio che potrebbe risultare la prova decisiva della sua permanenza. Casa che, sentendo Chiariello in un suo intervento in radio, da Ciro passa a Koulibaly, da Koulibaly passa a Kim, e adesso pare che si stia interessando Osimhen. Certo, se ti interessi della casa non credo che sei sul piede di partenza, non hai la valigia sul letto nella nuova casa, sarebbe un illogico. E quindi, se questa è una cosa vera, veramente possiamo pensare di dormire sonni un po' più tranquilli. Questo ovviamente non sposta equilibri in attacco, anzi li rafforza, e quindi siamo un po' più tranquilli, perché se tu confermi un attacco con Osimhen, Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia, e poi si vedrà sulla destra la situazione Lozano, la situazione Politano, ci aggiungiamo un nome che sta rimbalzando nelle ultime ore, che è quello di Tete. Ecco qua, leggiamo insieme: nelle scorse ore è stato offerto un contratto triennale a Tete. Reduce dall'esperienza in prestito all'Leicester, il 23enne mancino ha già dato il gradimento al trasferimento in Campania, che può avvenire a titolo gratuito dopo il ritorno allo Shakhtar. In scadenza a dicembre 2023 l'ex Lione poteva liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge FIFA che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi, come già successo per Manor Salomon al Tottenham. Mi sono guardato questo giocatore, ho guardato un po' di highlights, tutto mancino, molta tecnica, dribbling, una buona velocità palla al piede. Somiglia moltissimo a Politano, se mi chiedete proprio così le prime impressioni. Somiglia moltissimo a Politano, un po' più giovane, probabilmente un po' più affamato. Se uno si prendesse la briga di fare il video delle goals e skills di Politano, uscirebbe un video come quello di Tete, se non meglio, perché Politano ci ha fatto vedere delle cose nei suoi anni a Napoli di grande fattura e di grande livello. La differenza è farlo sempre, è sempre quella la differenza che fa un giocatore bravo e un campione. Il giocatore bravo ogni tanto c'ha, perché la tecnica questi che stanno in Serie A ce l'hanno tutti e ci mangiano in testa a tutti agli amatoriali, e siamo d'accordo. Il campione è quello che lo fa sempre, che non ha momenti di pausa, che ha sempre la continuità e che è sempre decisivo. Questa poi è la differenza. Politano si lamenta. Politano, se tu facessi un gol a partita, come è nelle tue corde, perché lui ce l'ha nel mancino, quando poi sta in vena si butta anche sul destro,
destro e diventa più imprevedibile, va benissimo. Tete non è diverso, come non è diverso Orsolini. Sono tre profili molto simili tecnicamente per come si muovono e per come vanno avanti. Discorso interessante. Io ti dico che in quella zona in attacco secondo me ci puoi mettere anche Castrovilli, e qua ritorniamo al discorso di Castrovilli, perché si fa largo l'idea dello scambio. Secondo le ultime notizie, Castrovilli e Diego Demmi, il centrocampista italo-tedesco, non rientra nei piani di Garcia. Dove sta scritto? Dove l'ha detto Garcia? Vabbè, c'hanno le cimici e vabbè. Il sogno è il ritorno in Bundesliga, mentre Castrovilli si avvicina alla scadenza. Anche per questo motivo, secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe stato il club toscano a mettersi in contatto con quello azzurro per proporre il cartellino di Castrovilli in cambio di quello dell'ex capitano dell'Ipsia. Già come valori non ci siamo proprio, se andate a vedere Transfer Market. I viola non hanno trovato l'intesa con gli agenti dell'ex Bari per rinnovare il contratto del centrocampista, e in mancanza di un nuovo accordo saranno costretti a vendere il numero 10 in questa sessione di calciomercato per non perderlo tra un anno a parametro zero. Allora, io Castrovilli l'ho sempre visto come una mezzala alla Zielinski, insomma di buona fantasia, con buona tecnica, di qualità, con un piede di qualità, però insomma poi non lo so quanta fase difensiva fa. Metterlo a centrocampo potrebbe essere, perché Zielinski ci ha messo un po', ma per avere poi la continuità anche nella fase difensiva. Sono andato a vedere un pochino su Transfer Market e tra i vari ruoli ce n'è tanto di Castrovilli, come vedete molto più spesso è stato utilizzato però come centrocampista centrale, proprio come regia se lo vai a vedere. Quindi vice Lobotka in teoria può essere utilizzato come mediano, può essere utilizzato centrocampista di sinistra o a destra, da trequartista, seconda punta, in un'occasione è stato utilizzato anche da punta. Vai a vedere Elmas, trovate le stesse cose, come alla sinistra come alla destra. Le cose migliori le fa da centrale, o meglio è più continuità come centrale, da trequartista va bene anche come alla sinistra. Come alla destra poi devi saperti destreggiare. Io lo vedevo più in attacco che in difesa. Ma se poi Garcia ci ha detto che il centrocampista deve saper giocare a pallone, ma deve avere anche una certa fisicità per andare a sostituire Anghissà ogni tanto, mi viene il dubbio che Castrovilli non è l'identikit ideale. Contemporaneamente registriamo che su Transfermarkt Castrovilli viene segnalato come 1,87, che non è poco come altezza, però l'altezza, mezza bellezza, non è tutto, dipende anche dai chili, da come sei strutturato, perché puoi essere molto alto e leggerino e viceversa, puoi essere piccolo e mangava come Raspadori, che comunque è tosto fisicamente. Poi non so se effettivamente la Fiorentina, perché ti vendi Amrabat, ok, vuoi Demme, ma vuoi Demme come vice Arthur, perché hai preso il centrale che è Arthur, che è un giocatore molto simile a Lobotka. Allora se ti prendi Demme e Demme decide di accettare di andare a fare il vice Arthur in una squadra più piccola come la Fiorentina, non me lo spiego, resti a Napoli a quel punto, a meno che Italiano non lo individua come no, può giocare anche mezzala, può giocare anche a due insieme ad Arthur, quello è un altro paio di maniche che non ci riguarda. Secondo me lo può fare benissimo, però dipende poi dalle valutazioni che fai dei giocatori. Sarebbe strano, sarebbe un passo indietro che tu dici ok, vado alla Fiorentina per fare il titolare, è un conto, ma se vado a fare poi la riserva di Arthur sarebbe un po' strano. E per quanto riguarda il difensore, mentre ci fanno sapere che insomma sono queste le ore in cui tutti i nomi diventano un po' più caldi, ma non è detto. Questo è un articolo, vedete, del 14 agosto del 2021 del Mirino del Napoli. C'è Marcos Senesi, il difensore argentino piace al club azzurro da diverso tempo e potrebbe rappresentare un sforzo da tenere in considerazione. La Gazzetta dello Sport, nella sua lista il DS, che all'epoca è giunto lì, Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord, che da argentino si è detto disposto a trasferirsi nella città che per 7 anni è stata di Maradona e lo sarà per sempre. Negli anni Senesi è stato sempre molto vicino al Napoli e se ne è sempre detto, guardate, molto vicino al Napoli, quando lo scorso anno Koulibaly era molto vicino alla cessione del Manchester United, poi invece restò a Napoli e non se ne fece nulla. Se Koulibaly fosse andato via, oltre a Senesi sarebbe arrivato anche un altro difensore più esperto e pronto, diceva il suo intermediario Stefano Antonelli, che in queste ore, ecco perché io ringrazio sempre i miei amici abbonati, perché sul gruppo degli abbonati arrivano sempre degli spunti che poi sono interessanti e vanno analizzati. È uscita questa foto di Antonelli che abbraccia Garcia e parla di una serie di cose, dice le strade si intrecciano, gli amori poi ritornano, insomma, come tanto tempo fa
perché andiamo a vedere cosa dicevo nel 2020. Marcos Senesi, 23 anni, difensore del Feyenoord mancino, lancia un filmato. Allora, una cosa divertente, perché oggi in quel collegamento con Valerio Fluido da New York, che è una persona che capisce di calcio, l'ideale era proprio Gabriel, giovane mancino e bravo, e su questo siamo abbastanza d'accordo, però dice simile a lui è Senesi del Feyenoord, e lui si è andato a vedere i video, Valerio da New York, e mi dice che non ha sbagliato. Allora, io non c'entro niente, perché io non l'ho visto sto giocatore, però avevo detto che si trattava di un mancino, perché avevo letto Transfer Market, che di solito, devo dire la verità, non sbaglia, però mi fido assai di Valerio Fluido che mi dice che ha visto i video e che è mancino, quindi vuoi vedere che non ha sbagliato Transfer Market e ha sbagliato l'ex dirigente dell'Ajax. Tutto può succedere. E insomma, se nemmeno le interviste alla radio ufficiale, uno che dovrebbe capirne, che è esperto di calcio olandese, nemmeno siamo alle basi, qual è il piede preferito? Voglio dire, basta che ti vedi. Se avessi visto una partita ne saresti convinto. Se Polemico. vedi un video, ma proprio 5 secondi di video lo capisci. Benissimo. E poi andiamo a vedere cosa dicevo l'anno scorso, un po' più di liquidità, e quindi il discorso Senesi potrebbe tornare in auge, e si dice che gli intermediari italiani di Senesi sono stati visti a Di Maro. Non ho capito se sono andati prima a Roma o se dovranno poi andare a parlare anche con la Roma, perché pare che su Senesi ci sia pubblicità. No, ma continua. Questo scontro tra Napoli e Roma. Se ne parla da tempo immemore di Senesi, e non è detto che lo devi escludere a prescindere, perché Napoli fa spesso, anche di Kim se ne parlava qualche anno prima e poi è stato fatto l'anno scorso, quindi il Napoli individua i profili e poi magari non si fa subito, ma si può fare dopo qualche anno se il profilo insomma è ancora interessante, e quindi può rimanere questa cosa così. L'ultima riflessione da fare potrebbe essere sulla presenza di Antonelli, perché con una Brabham così andiamo a vedere Antonelli, visto che sono degli intermediari, non sono degli agenti dei calciatori, non hanno una lista dei calciatori che seguono, sono degli intermediari, quindi contattano o vengono contattati dai giocatori per fare da intermediari con le società o viceversa, e quindi di volta in volta, e loro parlano dei trasferimenti che negli anni hanno facilitato insomma la riuscita. Malinowski, uno che risolverebbe i calci di punizione, i calci piazzati e anche i rigori per noi, lo metti a destra, un po' troppo sbilanciato forse perché lui è più una seconda punta. Malinowski all'Atalanta, Strootman alla Roma, ecco perché poi c'è secondo me il rapporto con Garcia di amicizia, e si sono rivisti ed è stato un piacevole incontro. Napoli, Fiorentina, Malquit, quindi i rapporti con il Napoli esistono. Mandragora, facilitarono anche Rodriguez al Milan, Bradley, Pereira, Politano dalla Roma al Perugia, Bruno Fernandes, Gogan Hiller, la famosissima maschera di Hiller, e vedete tutta una serie di altri nomi, Sanchez, Barilla, Montari, e ci sono dei nomi più o meno, Ciciretti, ci sono dei nomi più o meno conosciuti, anche Fabio Gatti, passiamo dai gatti ai gatti, Edu Vargas, vedi, poi non tutti sono andati poi benissimo, De Guzman, e poi ci sono gli storici, hanno avuto anche Di Matteo, Comotto, Weah, Dida, Roberto Muzzi, guardate i giocatori, questo è proprio l'altro calcio, Andanovic, Quagliarello, Domizzi, Fabio Grosso, eccetera eccetera, Di Michele, insomma è uno di quelli che ha avuto a che fare con il Napoli e le mani in pasta nel calcio ce le ha, senza alcun dubbio. Di conseguenza, ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda i rumors del Napoli di oggi. Io direi di stare in campana, non tanto per Castrovilli, che mi sembra un po' strana come operazione Castrovilli-Dem, quella di Tete, se è da svincolato lo puoi prendere, lo puoi probabilmente bloccare e chiedere di aspettare nel caso avvenisse l'uscita di Lozano, quindi ti prendi una fotocopia di Politano e va più che bene, poi ti deve funzionare. Per quanto riguarda il difensore, Danzo dice loading e non lo sappiamo, Senesi è la nuova cosa che vi dico io, lo metto nel titolo perché deve essere facile per me cercarlo l'anno prossimo, e quindi vi posso far vedere il video di anno in anno, perché ogni anno si parla
parla di Senesi, ogni anno si parlava della cessione di Koulibaly e non avveniva mai, adesso l'anno scorso è avvenuto, adesso dobbiamo trovarne un altro e quindi stiamo in campana. La cosa importante è che Osimhen, casa o non casa, rinnovo o non rinnovo e clausola o non clausola, resti con noi anche un altro anno, in modo tale che il Napoli può dire la sua nel campionato, perché con quelli là davanti sei sempre pericolosissimo. Ho intravisto gli highlights di Inter al Nassr che è finita 1-1, l'Inter si è mangiato un sacco di gol, ma insomma qualche perplessità in difesa l'Inter la lascia e devono ancora sistemare la questione dei portieri. In attacco insomma niente Lukaku, niente Dzeko, devono fare qualcosa oltre Thuram. A centrocampo sono indubbiamente fortissimi e contemporaneamente vediamo che il Milan si sta continuando a muovere, adesso si parla di Musa dopo aver ufficializzato Chukwueze, la Juve è sempre lì, la Roma. Ho fatto un bel approfondimento ieri sul calciomercato, potete andarvelo a vedere da New York. Valerio Fluido è tutto, aspettiamo fiduciosi perché domani con Castel di Sangro arrivano nuove notizie, nuovi intermediari che arrivano e nuove cose che non si risolvono.